Buongiorno bellissimi! Giorno 42. E noi siamo al giorno 100! Cifra tonda. Stanotte abbiamo dormito in questo bel boschetto e adesso andiamo alla ricerca di una città. Dovremmo arrivare veramente in breve a San Sebastián. E dopodiché proseguiremo sulla costa, ma potrebbe esserci un cambio di programma perché c'è un mio amico che abita in questa zona all'incirca, un po' più all'interno, un ragazzo spagnolo che ho conosciuto in Irlanda e che da allora non ho più rivisto. E quindi pensavamo di fare una piccola deviazione di 50 km per andarlo a trovare prima di ricollegarci al cammino dalle parti di Bilbao. Quindi può essere che cambieremo strada e salteremo un pezzo di cammino per un po'. E siamo a San Sebastián. Sembra interessante Santo Sebastiano, no? Cos'è questo? Ore 9 meno un quarto e siamo a San Sebastián. È incredibile, c'è un sacco di gente che fa ginnastica. Cioè, stamattina ci siamo svegliati, abbiamo pensato, vabbè, possiamo fare con calma, chi vuoi che passi di qua, che venga a fare hiking alle 7 del mattino. Mentre scendevamo abbiamo incrociato 20-30 persone. Pazzesco, adesso c'è gente qua già che fa surf, ma ci saranno 100-200 persone in acqua, gente che corre dappertutto. Pazzesco, sono super attivi ed è martedì mattina! Sì. Ore 10:30, stamattina ci siamo svegliati alle 5:30-6 per poter camminare un po' col fresco e invece abbiamo sprecato tutto il vantaggio a fare giretti a San Sebastián. Ci siamo fermati in un bar a fare colazione, abbiamo preso tipo un mix colazione con caffè più. Io ho preso un croissant che era buonissimo, dolcissimo ma buonissimo, e accanto mi hanno messo anche il burro e la marmellata da poterci aggiungere. Marta invece ha preso tipo qualcosa di salato, pane tostato, e anche quello era uno spettacolo. Cioè una mezza baguette praticamente tagliata, tostata con olio, pomodoro e sale, una bruschetta praticamente, ma era veramente squisita. E il tutto compreso caffè e tisana a 3 euro a testa. Direi che notiamo già una differenza economica con la Francia. Poi abbiamo fatto un altro giretto, ci siamo fermati in un supermercato a fare la spesa, siamo a posto per l'intera giornata e adesso iniziamo a camminare. Dobbiamo andare lassù in cima. Sei pronta? C'è il funicolare. No. Sì. È divertentissimo che la freccia gialla del cammino sia proprio accanto al cartello funicolare. Tanto dire no, cari pellegrini, non si va a destra. Cucù. Si sale! Ore 2 meno un quarto, è il momento di fare una pausetta e mangiare un pochettino. Marta ha trovato un bellissimo posto qui all'ombra con una vista stupenda sull'oceano e niente, buon appetito! E oggi direi che si mangia un po' di prosciutto. Ore 3:40, si riparte! C'è un vento, le nuvole si muovono a una velocità impressionante, sembra
fare un time lapse quando le registro. Oh, guarda Marta, sono blu, sono blu, ma che cavoli. Ore 6:30, abbiamo fatto una pausetta lungo la strada perché in questi 2 giorni ho veramente pochissima connessione e quando ne ho un po' devo cercare di sfruttarla per caricare i contenuti sul web, e quindi abbiamo fatto una pausa di 1 ora e mezza circa. Marta ha letto, io ho fatto editing e ho caricato tutto quanto. Adesso proseguiamo, ma mi sa che faremo poco meno di 20 km oggi e ci fermiamo appena troviamo un angolino. Quindi la definirei una tappa abbastanza relax, pochi chilometri, poco dislivello, buona temperatura. Abbiamo visto San Sebastian, spettacolo. Com'è? Oh, sono felicissima. Questo posto è bellissimo. Sì, è proprio quello che speravo quando pensavo All'albergo? all'idea, sì, di albergo, era proprio questa definizione qua, di sentirsi tipo a casa, di vedere tanta gente così gentile e... Ospitali. Sì. Sulla strada abbiamo visto 3 persone sedute su una sedia e avvicinandoci abbiamo capito che aspettavano e accoglievano effettivamente i pellegrini di passaggio, quindi abbiamo deciso di fermarci e sembra veramente un posto bellissimo, sono tutti super ospitali e c'è quell'ospitalità sincera, veramente molto bella. E ci sono spaghetti. Com'è? È buonissimo. Sì? Trovo. Buongiorno bellissimi, giorno 101. Giorno 43. Stanotte abbiamo dormito qua, in questo albergo. Non è esattamente un albergo perché non è segnato da nessuna parte e ci diceva un signore che abbiamo incrociato che non è neanche sui libricini. È una comunità che praticamente ospita i pellegrini lungo la strada. E diciamo che avevamo proprio bisogno di fermarci quando li abbiamo incrociati. Ci hanno trasmesso delle vibrazioni molto positive, sembravano persone veramente belle e buone, e allora abbiamo deciso di approfittarne e di restare qua una notte. E abbiamo dormito in quella tendona gigantesca per 45 persone. Sì. Avevamo un sacco di spazio. Iniziamo a camminare tardissimo, però il tempo in realtà ce lo permette perché c'è un grande nuvolone che oscura il sole e quindi si sta veramente una favola. Stamattina ci siamo fermati un po' di più anche per fare una bella colazione in questo posto dove siamo stati, con tutti i prodotti locali fatti da loro, ed era molto buono. Adesso ripartiamo carichi e con una meta fissa in testa, perché abbiamo finalmente deciso che faremo la nostra pausa, diciamo, di arrivo in Spagna a Bilbao. Ci mancano ancora 5 giorni circa e poi faremo una tappa di 3 notti, anche perché proprio in quel periodo dovrebbe arrivare un uragano in Spagna e quindi saremo un po' al riparo. Questo è un cartello molto completo, soprattutto questo è molto interessante. Sì. Guarda, No, ma dai, che carino! incredibile. Fantastico. Sono le 2, oggi abbiamo camminato molto piano, abbiamo fatto molte pause, siamo partiti molto tardi e abbiamo fatto appena 7 km, ma abbiamo trovato questa cosa qua che è bellissima, carinissimo, chissà se ne troviamo altre più avanti. Ah, e c'è anche l'indicazione di una fontana. Guarda che qua
quasi scritto come in friulano. Mandy? Che per chi non fosse friulano, Mandy in friulano vuol dire ciao. Guarda quanto è bello. 2:30 e abbiamo raggiunto la cittadina di Zarautz. Adesso neanche Marta può correggermi sulla pronuncia. Comunque questo cammino è molto molto bello. Le salite e le discese non sono mai troppo ripide e passano sempre in paesaggi veramente piacevoli, molto belli. Zarautz! Zarautz! Ma smetti di insultarmi, Sarà Zarautz. Comunque qua tutte le cose sono scritte in basco, quindi anche i nomi dei paesi sono probabilmente in basco. Ore 3:45 pranziamo a Zarautz e abbiamo ricevuto l'invito per la notte in un paese qua vicino a 10 km di distanza, che tra l'altro è di strada, e da parte di un altro friulano che mi ha scritto su Instagram, e quindi stasera abbiamo un altro letto e mangeremo pizza insieme a lui. Bellissimo, non ce l'aspettavamo, a sorpresa proprio. E Marta ha provato a prendere una di queste confezioni che abbiamo visto essere abbastanza e Marta ha provato a prendere una di queste confezioni di pomodoro e olio. Abbiamo visto che ci sono un sacco di tipi diversi ed è buonissimo. Sono le 5:30, ripartiamo da Zarautz e andiamo verso Zumaia, ultimi 8 km. L'invito di stasera ci motiva un sacco. Oggi, essendo partiti tardi, avendo pranzato tardi, essendo arrivati tardi, eravamo un po' molto lenti, non eravamo proprio motivatissimi a fare i chilometri, ma adesso sapere che là c'è un friulano che ci aspetta con una pizza fatta da un italiano. Oggi parleremo italiano! Non vediamo l'ora. Ma davvero? Cioè tutti questi chilometri a piedi e ti fai l'ascensore? Sì. Ci vediamo su. Anche quello? Ai ai ai, questi camminatori moderni. Wow! Ma che meraviglia di panorama! Spettacolo. Quel paese là si chiama? Quel paesino là si chiama Getaria. Bellissimo. E mi ricorda tantissimo Gaeta, con un nome anche simile in Lazio. Anche quello era proprio accanto a un promontorio che saliva sul mare. Prima Marta ha fatto una considerazione interessante, e cioè che da quando siamo arrivati in Spagna ogni sera stiamo vivendo qualcosa di completamente diverso. La prima notte eravamo in un ostello per pellegrini molto molto rigido e basato sul libricino coi timbri eccetera. La seconda notte l'abbiamo passata in un bosco. La terza notte in una comunità dove c'era una spiritualità molto forte ma completamente diversa dalla prima sera, e stasera siamo ospiti di un friulano. E stavamo pensando che giustamente un friulano lo trovavamo in mezzo alle colline e ai vigneti, anche se in Spagna. Che spettacolo! Bellissimo. Arrivo. Siamo finalmente arrivati a Rio de Janeiro. No, sei morta, questo è il paradiso. Yeah!
Sei stanca? No! Sempre dritto, fino a Finisterre! Niente, per un attimo ci avevamo creduto, ma poi abbiamo visto il simboletto del fiume. Mi spiace. Mi spiace. Io ho creduto. Comunque sono le 9:15, siamo a Zumaia. Tra un po' dovremo incontrare la persona che ci ospiterà stanotte, di cui ancora non sappiamo il nome. Siamo stracuriosi. Io almeno, tu sei curiosa? Super curioso. Questo sì. Wow. Wow, sei pronta? Sei pronta? Vai tu prima.